buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Rubinetti a secco, Sicilia ancora in emergenza. A Caltanissetta oggi il corteo di studenti e associazioni nel centro città. L'acqua scorre a turni di 6 giorni, ma in certe frazioni non arriva da mesi. Il ministro Musumeci dice per la crisi idrica servono 20 miliardi. Catania, la CISL sull'ultimo caso di aggressione contro i medici al San Marco. Bisogna anche intervenire sulle carenze di organico. Buon compleanno alla radio, 100 anni fa l'inizio delle trasmissioni da Marconi a internet, tanto è cambiato, ma il mezzo di comunicazione è sempre giovane. Siracusa, tra i vicoli di Ortigia, sfreccia un cannolo con le ruote. La creazione è di uno youtuber di Enna, realizzato per diffondere il bello e il buono della Sicilia. Calcio, trasferta a Caserta per il Catania. Toscano dice bisogna insistere per crescere ancora, in campo anche Messina e Trapani. In Serie B il Palermo riceve la Salernitana, i rosanero cercano la prima vittoria casalinga in campionato. Ancora buongiorno e buona domenica. Apriamo il nostro telegiornale occupandoci della crisi idrica. La Sicilia è ancora in emergenza e la situazione più complicata si vive a Caltanissetta, dove l'acqua scorre a turni di 6 giorni, in alcune frazioni non arriva da mesi. E oggi c'è stato un vibrante corteo di studenti e associazioni nel centro della città. Sentiamo Orazio Longo. Siamo a Caltanissetta e siamo nel 2024 e ancora non possiamo considerare l'acqua un diritto. Schifani, vogliamo lavarci le mani. Gli studenti di Caltanissetta gridano e si rivolgono al Presidente della Regione mentre in corteo sfilano da Piazza della Repubblica in parata contro l'emergenza idrica. Un'emergenza che non è più purtroppo una novità. Né a Caltanissetta né in gran parte del resto della Sicilia, dopo un'estate letteralmente a secco che ha scoperchiato i problemi atavici di gestione degli impianti e che ancora oggi costringe centinaia di migliaia di siciliani a turni e razionamenti. Come quelli del capoluogo nisseno, dove l'acqua in città scorre a turni di 6 giorni, ma in alcune frazioni non arriva addirittura da mesi. E il costo delle autobotti è raddoppiato quando non triplicato. Insomma, l'acqua vale più dell'oro. E la tensione sociale non accenna a diminuire. L'emergenza è troppo seria per concedersi pause, spiega il comitato composto da studenti liceali e universitari, assieme a loro anche rappresentanti politici e associazioni. Il problema non è solo nei rubinetti, ma anche negli invasi, dove l'acqua è poca e torbida, i pesci sono in affanno. E con il vento di scirocco e il nuovo innalzamento delle temperature si rischia la moria della fauna, specchio di un disagio che tocca anche le altre province dell'isola. Palermo, dove da domani inizia il razionamento in alcuni quartieri, e nella piana di Catania, dove a soffrire sono anche i fichi d'India. E di siccità e delle misure messe in atto dal governo Meloni ha parlato il ministro Musumeci oggi a Brucoli per la convention di Fratelli d'Italia. Tra gli ospiti di questa giornata il nuovo ministro della Cultura Alessandro Giuri. Luca Ciliberti. La partita dell'economia e dello sviluppo del futuro che si gioca sott'acqua e nello spazio e ancora la prevenzione e la protezione civile. I ministri Nello Musumeci e Alessandro Giuri chiudono la 3 giorni nazionale di Fratelli d'Italia a Brucoli per l'ex presidente della regione, un'occasione ovviamente per parlare di siccità e delle misure messe in atto dal governo Meloni per affrontare le emergenze climatiche. È un tema, se ci fate caso, nel dibattito politico che non appare ancora prioritario nonostante quello che accade ogni giorno. Credo che servano almeno 20 miliardi da utilizzare in 10 anni per cominciare a fare seria opera di prevenzione. Musumeci attacca l'ambientalismo di sinistra, troppo semplice mummificare l'ambiente e dire qui l'uomo non entra come vorrebbe Bonelli, dice, e la cementificazione selvaggia, poi ricorda la mancata politica di prevenzione, compresa la legge regionale da lui stesso varata nel 2017 e mai applicata. Se penso agli oltre 150 miliardi spesi per il bonus, provo rabbia, perché avremmo davvero potuto con quella somma mettere in sicurezza il territorio nazionale. Per il Ministro della Cultura è la prima uscita pubblica e per lui subito la grana del Teatro Massimo di Palermo. Non posso e non rientra nella mia titolarità
dire se Betta rimarrà o meno sovrintendente, perché è una decisione corale che deve tener conto, e qui forse ci capiamo meglio, delle esigenze del luogo, cioè di Palermo. Non ci sono nomi che si calano dall'alto, non ci sono nomi che spuntano dal basso. Quello che posso dirvi è che a breve la questione verrà chiarita nel modo migliore e più soddisfacente per tutti. Una 3 giorni organizzata dai gruppi parlamentari di Senato e Camera di Fratelli d'Italia per la seconda volta in Sicilia. L'attenzione che ha questo governo nei confronti della Sicilia e del Sud è un'attenzione tangibile, solo chi ovviamente in malafede non lo evidenzia e non lo vuole raccontare, ma noi siamo orgogliosi di farlo per gli italiani, certamente no per avere un riconoscimento dalla sinistra che ha distrutto questo paese. Alla cronaca, a Palermo 2 turisti tedeschi la scorsa notte sono stati aggrediti in piazza Sant'Anna nella zona della movida palermitana. I poliziotti intervenuti 2 hanno raccontato di essere stati percossi da altre 2 persone. Non sarebbe ancora chiaro il motivo di questa aggressione. Uno dei 2 giovani è stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale civico, l'altro invece ha rifiutato le cure dei medici. Parliamo di aggressioni, continuiamo a farlo. In questo caso ci occupiamo in particolare della recente aggressione nei confronti dei medici al pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania. Si è espressa la CISL proprio alla luce dell'ultimo fatto e sostiene bisogna operare su 2 fronti. Sentiamo Simona Mazzone. L'ultima aggressione in ordine di tempo al pronto soccorso del San Marco a Catania, dove padre e figlio si sono scagliati contro i medici rompendo anche una vetrata, perché l'attesa di cure al triage per la loro parente si stava dilungando eccessivamente. Non si tratta del primo episodio e probabilmente non è nemmeno l'ultimo, ma è certo che vicende come questa accendono i riflettori sulla mancanza di sicurezza nei presidi ospedalieri, dove medici, infermieri e personale sanitario non sono al sicuro, spesso oggetto di escandescenze da parte di utenza stremata dalle attese. Dall'inizio dell'anno sono 26 le aggressioni denunciate al San Marco e 4 al Policlinico. Le strutture si devono costituire parte civile quando accade ciò ed è per questo che abbiamo chiesto al prefetto e continuiamo a chiedere con estrema urgenza al prefetto di convocare il tavolo provinciale per la salute e sicurezza. Nel contempo emerge anche la questione delle liste di attesa, dei triage che lasciano per ore pazienti in pronto soccorso ad aspettare, ed è qui che si scatenano momenti di tensione fino ad arrivare in alcuni casi ad aggressioni, prima verbali poi fisiche. Alcune situazioni accadono per l'estenuante attesa di codici bianchi di 11-12 ore, purtroppo per l'esigua presenza di personale medico. La richiesta è quella di un presidio fisso delle forze dell'ordine in quegli ospedali come il San Marco, dove manca. La figura del vigilante non basta, perché il vigilante ha nel contratto soprattutto la tutela del bene e quindi non c'è una regola di ingaggio come lo potrebbe avere un rappresentante delle forze dell'ordine. Altro punto su cui si batte il sindacato è ottenere maggiore tutela da parte del presidio ospedaliero verso i propri dipendenti, che in caso di aggressione devono pagare da sé cure e legali. Adesso ci fermiamo, una pausa, e torniamo tra poco per fare gli auguri alla radio che compie 100 anni. Seconda parte del nostro telegiornale, si è già esaurito ed è in raffreddamento il flusso lavico fuoriuscito dallo Stromboli a seguito dell'esplosione maggiore delle prime ore di questa mattina. Lo ha evidenziato l'INGV, che ha potuto appurarlo attraverso le telecamere di videosorveglianza. Persiste comunque con una intensità da medio ad alta l'attività di tremore vulcanico. E adesso buon compleanno alla radio che compie 100 anni, noi ve la raccontiamo così, grazie a Orazio Longo. Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma. Concerto sinfonico inaugurale. Quartetto Opera 7 di Haydn. È così che inizia la radio in Italia il 6 ottobre del 1924 alle ore 21. Sono passati 100 anni in cui il primo mezzo di comunicazione di massa che vuole vederne la paternità, Guglielmo Marconi, ha scandito la vita degli uomini di tutto il mondo. Da Uri a Eyar a Rai, da Giovinezza a Bella Ciao, dai concerti che continuano tuttora a essere trasmessi, come quel primo quartetto di Haydn, ai momenti più bui come quelli dei messaggi cifrati durante le guerre mondiali.
locali, la Resistenza attraverso Radio Londra. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. La radio piace molto agli intellettuali che a partire dalla fine degli anni '20 non fanno mancare i loro contributi, da D'Annunzio a Pirandello sino a Umberto Eco e tanti altri ancora. Intellettuali e parodie come quelle più recenti di Fiorello. Baldini, lei dice studio, ma per studio intende il locale dove il professionista svolge l'attività oppure l'atto dello studiare? Con l'avvento della TV nel 1954 la radio entra progressivamente in crisi, poi arriva internet, sembra tutto finito, invece no, la radio ce la fa, con qualche acciacco, ma ce la fa. I giovani oggi la ascoltano sul telefono e nuovi termini hanno arricchito il nostro vocabolario come podcast. Ci siamo messi al passo, continuiamo a farlo e la radio rimane al nostro fianco. Amo la radio perché arriva dalla gente. E adesso vi mostriamo la creazione di uno youtuber ennese, quella di un cannolo con le ruote, tutto partito da un monopattino. L'idea adesso è esposta fra i vicoli di Ortigia, o perlomeno sfreccia fra i vicoli di Ortigia, e adesso ve lo facciamo vedere nel servizio di Francesco Aloi. E come avete ben capito, ho deciso di costruire un motocannolo sul mio monopattino. Detto, fatto. Ed ecco a voi il cannolo con le ruote. Sì, in Sicilia non manca nulla, e lo capiamo anche così. È l'invenzione di Ugo, youtuber ennese innamorato della sua regione. Con questo cannolo gigante sta catturando tutti. Oggi è in giro per Ortigia, a Siracusa. Orgoglioso di questa grande invenzione perché io tengo la Sicilia nel cuore. Per costruirlo, tanta pazienza. L'ingrediente principale, la fantasia. Tutto completamente fatto a mano, con una base di polistilene, legno, c'è un'anima d'acciaio, poi la vetroresina. Io volevo sempre fare qualche cosa che mi distinguesse. Tutto questo per dire al mondo che il marchio della Sicilia non sono mafie e lupara, ma tanto altro, come un buon cannolo. Ma questa non è l'unica creazione dedicata alla sua terra. Ho realizzato per esempio un'isola a forma di Sicilia e ho navigato sopra un lago, una barca idromassaggio a dondolo, tutto in stile siciliano, un carrettino siciliano acquatico. E mentre qui tutti mangiano con gli occhi questo mega cannolo, Ugo ritaglia qualche minuto per gustarne uno, un po' più piccolo, ma vero. Viva la Sicilia! Siamo ancora e subito dopo la pagina del calcio, perché oggi tutte le siciliane tra Serie B e Serie C sono in campo, fra poco peraltro. Siamo al calcio, alle 15 le squadre siciliane impegnate in campionato. Cominciamo dal Catania, fra poco in campo a Caserta, le ultime da Marco Carli. Incroci pericolosi al Pinto di Caserta. Gli ex prima di tutto, ne citiamo alcuni, Montalto e Anastasio da una parte, Deli dall'altra, ma anche e già i riflessi sulla classifica per due squadre che, contrariamente ad altre in questa prima fase di stagione, devono aumentare la conoscenza, visto che sono state rinnovate durante l'estate. Ed ecco perché la prima parte del campionato rossazzurro è da considerarsi positiva. Di fronte a squadre già rodate e fra le prime della graduatoria, gli etnei hanno saputo recitare la loro parte, nonostante le defezioni, soprattutto a centrocampo. Defezioni che ci saranno anche oggi al Pinto. Ora il calendario mette di fronte squadre meno strutturate negli anni e il Catania ha avuto più tempo per migliorare nel collegamento fra i reparti. Ecco perché Toscano ha chiesto di insistere, di dare continuità, ed ecco perché molti, se non tutti, gli interpreti della partita con il Monopoli saranno in campo dall'inizio a gara in corso. Voglia di crescere costantemente, dunque, studiando come sempre al meglio l'avversario. Sulla Casertana e sulla falsariga del Picerno, sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto dell'occupazione degli spazi che ti portano nella costruzione tanti uomini nella tua linea difensiva. È una squadra che ti sollecita tanto dal punto di vista dell'occupazione degli spazi, per questo devi essere pronto e noi lo siamo pronti.
deve essere un grande approccio, un grande atteggiamento fin dall'inizio. Casertana-Catania sarà seguita come sempre da Telecolor, 3 ore live con diretta stadio dalle 14.30, collegamenti dal Pinto, considerazioni in studio e in anteprima le interviste post partita. Adesso al Palermo, in campo oggi alle 15 contro la Salernitana. Marco Gullà. Continuità. Il Palermo oggi pomeriggio al Barbera contro la Salernitana va alla ricerca della prima vittoria casalinga e alimentare quindi la striscia di risultati utili consecutivi, soprattutto dopo la vittoria a Bolzano contro il Sud Tirol. Quindi continuità che passa ovviamente da un match difficile e delicato come quello di oggi alle 15. Dobbiamo lavorare per concedere meno possibile e creare più occasioni favorevoli per noi. Al tempo stesso, nell'essere più efficaci difensivamente dovremmo concedere poco, sperando che i nostri avversari non siano molto efficaci in fase offensiva e al tempo stesso noi riuscire ad essere più efficaci rispetto ad altre partite dove abbiamo creato e non lo siamo stati. Dionisi conferma il 4-3-3, De Planche in porta, Diakité, Banica, Nicolao e Liunde in difesa, poi Segre, Gomez e Ranocchia sono certi del posto a centrocampo. In avanti alcuni dubbi, Insigne in ballottaggio con Ledaron, Di Mariano invece con Di Francesco. Ri dovrebbe essere confermato al centro dell'attacco con Brunori in panchina. Si inizia alle 15. Riceve il Benevento, invece sul campo neutro di Potenza il Trapani si misura contro il Sorrento. Sergio Colosi. Consensi e applausi non bastano più. Alla classifica del Messina servono ora i punti. A maggior ragione con un calendario a dir poco complicato e una sola vittoria contro il Taranto in 7 giornate. Al Francoscoglio c'è il Benevento, senza successi in trasferta, ma che gioca per la vetta solitaria dopo il pareggio del Picerno. Chapeau al Benevento, è prima, ma noi veniamo anche da 2 risultati che sono bugiardi a livello, ribadisco, di prestazione importante, e quindi dovremmo avere quella rabbia giusta, importante, da trasferirla sul campo nel volere fare il nostro dovere appieno e cercare di contrapporci a una squadra che in questo momento gioca bene, in grande salute, la classifica lo dice. Unico assente l'infortunato Salvo. Crapicas in porta e Anatriello prima punta le possibili novità. Dopo la quaterna alla Turris e prima ancora la cinquina al Potenza, il Trapani contro il Sorrento sul neutro del Viviani di Potenza cerca prestazione e terza vittoria consecutiva. Ma una squadra in salute, una squadra che ha gli stessi nostri punti, quindi sicuramente di grande qualità, che ha fatto molto bene inizio di campionato e che ha giovani di valore misti a giocatori di qualità, quindi sicuramente è di esperienza, quindi sicuramente una partita impegnativa, una partita da affrontare nel migliore dei modi, con grande umiltà, con grande consapevolezza, che andiamo a giocare con una squadra che sta attraversando un ottimo periodo. Confermato il 4-3-3 con Canutelle e Scano e il recuperato Falli in attacco, non convocati Zuppel e Valietti. È tutto, vi lascio a Diretta Stadio. Sicilia 24 tornerà alle 19. A tutti una buona domenica.